Buongiorno, siamo qui a Montoro, la città di Montoro, con l'avvocato Citro, Presidente del Consiglio, per gli aggiornamenti per questo maledetto coronavirus che non sente a passare, e quindi volevamo delle informazioni più dettagliate. Avvocato, buongiorno. Salve, buongiorno, grazie dell'occasione. Sì, avvocato, guardi, allora volevamo sapere un pochettino, per queste restrizioni che ci sono da questa mattina, posti di blocco e quant'altro, vogliamo ai cittadini mandare un messaggio? Sì, in effetti voglio ribadire quello che sostanzialmente noi abbiamo già fatto da giorni. Abbiamo recepito chiaramente quello che è il contenuto del DPCM dell'altro ieri e l'ordinanza chiaramente di De Luca. Quindi i controlli sono finalizzati ad evitare qualsiasi forma di assembramento, perché quello che voi evitate, diciamo, è che più persone stiano insieme nello stesso posto e che le attività commerciali, ristorative e bar rispettino quelle che sono le regole comportamentali e le norme del DPCM. Presidente, questa mattina è giornata di mercato nelle varie frazioni, precisamente a San Pietro. Volevamo sapere quali sono le misure che avete adottato per questa mattina. Misure adottate sono, siccome c'è il divieto di assembramento, c'è il divieto anche di effettuare mercati, quindi vengono fatti i controlli e per questo periodo non si terranno i mercati in alcuna frazione del territorio montorese. Cosa si sente, quale messaggio e cosa si sente di dire ai cittadini tutti di Montoro? Ai cittadini montoresi io chiedo di restare uniti, chiedo la massima osservanza delle regole comportamentali, perché solo così facendo noi riusciremo a superare questa fase emergenziale. Colgo l'occasione anche per evidenziare e sottolineare ancora una volta ai cittadini dal diffidare da qualsiasi tipo di notizia che può arrivare dal social o può arrivare da questi messaggi WhatsApp assolutamente privi di fondamento. Quindi, come ho già specificato anche in un altro mio intervento, dico ai cittadini montoresi di affidarsi solamente ai canali ufficiali. I canali ufficiali sono la pagina del comune e le notizie che noi consiglieri comunali o il sindaco darà all'intera cittadinanza. Ed infine, ultima cosa, al momento, questo per tranquillizzare anche un po' tutti, al momento a Montoro non ci sono casi di coronavirus. Sì, perché ieri appunto un nostro cittadino si è recato presso il presidio dell'Andolfi e naturalmente un po' di tensione. Ultima domanda, Presidente, ma è notizia di poche ore di un ultimo decreto firmato dal nostro Presidente della Regione per quanto riguarda le bevande e cibi che non possono essere neanche portati a domicilio. Sì, in effetti ieri c'era stato questo problema interpretativo circa praticamente la possibilità da parte dei ristoratori di portare il cibo, di portare, diciamo, l'asporto a casa delle persone. È intervenuto il Presidente De Luca e ha chiarito anche questo, quindi non è possibile portare neanche il cibo da parte dei ristoratori presso il domicilio delle persone. Presidente, grazie, è come sempre disponibile agli organi di stampa e noi vogliamo aggiungere che oltre ai siti è stato anche un post messo da noi come testata giornalistica di tenere in considerazione solo ed esclusivamente notizie di testate giornalistiche accreditate. Grazie a lei. Grazie per questa puntualizzazione precisa e corretta che lei fa e grazie per la corretta informazione di sempre. Grazie a lei.